Per accelerare l'apprendimento della tastiera, nei laboratori di ricerca scientifica Super Top Secret di Interdidactica.com tre team di ricercatori lavorano instancabilmente cercando di sviluppare una compresa che, prendendola una volta nella vita, consentirà a quelle persone che non hanno ancora imparato la dattilografia a scrivere sulla tastiera del computer ad alta velocità senza commettere un solo errore. Un team sta tentando di sintetizzare le molecole di acido acetildattilografico che saranno commercializzate con il nome di dattilografina. La seconda squadra ha deciso di sviluppare l'ibuprodattilografene. Ed il terzo team avanza nella ricerca del paradattilografico mollo. Smettiamola di scherzare, non ci sono pillole magiche. Andiamo avanti. In questa lezione continueremo a esercitarci con i tasti della riga superiore. È molto importante posizionare bene le mani, in modo che ogni dito possa premere il tasto corrispondente nella riga superiore senza muovere tutta la mano. Alcune persone muovono anche il gomito per premere il tasto della lettera Q. Mi raccomando, non farlo. Si potrebbe spostare la mano involontariamente. Di conseguenza commetteresti più errori e perderesti anche tempo muovendo il braccio. Per digitare la lettera Q, il mignolo dal suo tasto di base, che è quello della lettera A, si muove sul tasto della lettera Q e ritorna rapidamente alla sua posizione. Per favore, prova ripetutamente il movimento prima di eseguire l'esercizio. Questa è una videolezione del corso di dattilografia di Interdidactica.com. Puoi registrarti gratuitamente per salvare i risultati dei tuoi esercizi oppure lo puoi seguire a modo tuo. È disponibile in altre lingue e per diverse tastiere. Se lo stai guardando su YouTube, nella descrizione ci sono i link per iscriverti, per cominciare il corso e per fare questo esercizio. E puoi anche iscriverti al canale, mettere mi piace e lasciare le tue domande e commenti.